Pirata della strada purtroppo oggi in azione verso le 11 a Sabiner di Roccapietore. La vettura procedeva da Caprile di Alleghe verso il paese. Dopo il suo passaggio sulla regionale 203 a Gordina sono rimasti 2 feriti. La postina, una gordina 35enne che era in servizio, e una turista sui 40 anni è rimasta cosciente, ma caricata sull'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore perché presentava una preoccupante ferita alla testa. La cosa che viene spontaneo dire è l'incidente può succedere, ma in questo caso mi sembra di aver capito che è qualcosa di più grave. Brutta cosa sicuramente il fatto di essere scappati. Entrambe le donne sono state investite nell'arco di 150 metri, la prima di fronte all'edilizia Bassotti e la seconda poco prima della centrale Enel nei pressi dell'albergo Aurora. La macchina si è subito dileguata salendo verso Rocca Pietro e Passo Fedaia oppure sulla strada per Livinallongo del Col di Lana, Passo Falzarego. Come detto anche dal sindaco, chi era al volante non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto i carabinieri di Caprile e i vigili del fuoco volontari di Caprile. Testimoni che hanno visto quanto accaduto avrebbero fornito agli uomini dell'arma indicazioni utili per identificare il pirata.